Salite da incubo è tornato. A distanza di un anno dallo Zoncolan, il Monte Crostis, la Stentaria. Patrick Martini è pronto per scalare 3 nuove vette del Friuli Venezia Giulia. Oggi ci troviamo in uno dei poli più importanti per la villeggiatura e per il turismo carnico. Siamo proprio qui nel cuore della Carnia, di questa regione alpina verde, verdissima, amica della montagna. Qui nasce il nostro viaggio, qui nasce una salita inesplorata. La andiamo subito a scoprire in compagnia di Emiliano, un volto noto al nostro fianco. Già lo scorso anno affrontammo insieme salite storiche che hanno fatto un po' la storia sia di questo territorio ma anche appunto del Giro d'Italia. E con noi pedalerà il figlio Marco, entrambi guide cicloturistiche del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto grandi esperti di questo territorio, di questa Carnia. Emiliano, quest'oggi la nostra salita si chiama Monte Tersadia, una salita inesplorata, per lo più sconosciuta. Beh sì, qui ci troviamo proprio al centro di questo patrimonio mondiale del ciclismo da strada, dove ci sono 49 salite, hai detto bene tu, abbiamo fatto lo scorso anno delle salite storiche, quest'anno invece andiamo a fare una salita che si trova proprio al di sopra di Arta Terme, che parte proprio qui, da pochissimo, da 100 metri, per arrivare in una malga straordinaria che poi andremo a vedere. Sono 13 km e 400 metri di salita impegnativa. Assolutamente sì. Salita inesplorata, saremo noi i primi ad aprire la strada con le nostre telecamere. Seguiteci. Ci siamo lasciati alle spalle Arta Terme, circa 3 km. Qui comincia la salita verso il Monte Tersadia e qui cominciano le pendenze, seppur dolci, che la prima parte è una salita che si inerpica verso il 5-6% di pendenza media, ma è una salita che per certi aspetti può trarre in inganno e comunque non va sottovalutata, perché man mano che ci si alza di quota aumenta anche la difficoltà, fino ad arrivare, e lo vedremo, a quei 3,4 km finali al 14%. Questi primi 6 km aiutano a riscaldarti, perché poi quei 7,4 famosi stanno al 12,4 medio. Salita severa, salita da incubo. Il Giro d'Italia è giunto ad Arta in 2 occasioni. Una di queste fu quel giro leggendario dell'88, il Giro della Neve sul Gavia per intenderci. Pochi giorni dopo giunsero qua. In maglia rosa ci fu proprio Andy Hampstein, lo statunitense, che vinse quell'edizione del Giro. Qualche anno prima in maglia rosa ci fu Eddie Merckx, quindi strade solcate mica male da veri campioni. Alla nostra destra, Patrick, c'è il Monte Sernio, eccolo lassù, e quella sotto di voi è la Valle d'Incarroio. Questa è la strada vecchia di Paularo. Essendoci una vena principale sotto a valle, questa viene frequentata da 0 auto, che è la caratteristica che contraddistingue la meravigliosa Carnia. Sesto chilometro di salita. Da qui si gira a sinistra direzione Rivalpo, da qua comincia la vera salita, si lascia la provinciale che ci portava direzione Ovaro e da qui si parte, si scala gli ultimi 7,4 km. Qua la pendenza comincia a essere interessante, 10%, qui non si scherza più. Nel frattempo cresce anche l'altitudine, 745 metri, la nostra meta si troverà a 1562 e andremo a scoprire la malga di un tempo, se vogliamo, il fascino anche dei malgari che mantengono un po' le loro tradizioni. Questa è una classica salita, come si dice in gergo, a bastone, cioè si arriva in cima e ci si ferma lì. Quindi è ottima per arrivare come fine del giro per chi soggiorna ad Arta Terme, perché sopra possiamo trovare
le prelibatezze più buone della Carnia. Marco, tu sei una giovane guida cicloturistica, non sono molti gli anni che lavori in questa meravigliosa terra, ma questa salita mi dicevi che l'hai già affrontata. Già affrontata, sì. È una salita molto impegnativa, ma che regala grandissime emozioni grazie a questo splendido panorama. Insomma, belle le doppie cifre, ma stai su e se magna. Ma si fa fatica? Si fa molta fatica. Anche però se si è giovani si fa fatica lo stesso. Si fa fatica, ma è una fatica molto piacevole. Qual è il fascino, Marco, del tuo lavoro? Cos'è l'aspetto più bello che contraddistingue il portare appunto a spasso la gente per le tue montagne? Guarda, io posso dirti che la soddisfazione personale più grande è quella di riuscire a portare su persone e sentirmi dire grazie. Quello basta e avanza. Primo tratto di zona boschiva superato, siamo usciti da Rivalbo, qui siamo a circa 1058 metri di altitudine. Questo è un tratto che ci fa un pochino respirare, il tratto dall'uscita dal bosco. Emiliano. Uscita e si rientra subito. Questa è una salita, ecco, dove raramente si vedrà scendere la percentuale sul nostro computer al di sotto del 15%. E il comune di Arta sta facendo un progetto bellissimo su questa salita che la vedrà riasfaltare tutta. Queste sono pendenze dove si sale a 7-8 km/h, ci si può impiegare anche 6 minuti e mezzo, 7 al chilometro. Sì. Insomma, qua la fatica si fa sentire tutta. Sono gli ultimi 370-380 metri di dislivello, i più difficili. Ecco che anche le e-bike riescono ad arrampicarsi qua alle appendici del Monte Tersadia, qui fino alla Malga. Beh, soprattutto qua. Anche per loro è facile raggiungere l'obiettivo. Ci vediamo su, vero ragazzi? Grandi! Sinistra del Tersadia, si apre uno scenario spettacolare. Pronto allo spettacolo, Patrick? Si può dire che è finita? Possiamo dirlo? Sì, che è finita. Monte Tersadia alle nostre spalle, siamo a quota 1560. La magia di una malga, di un alpeggio ci va ad accogliere e andiamo a vedere appunto questa magia che si tramuta in piatti tipici. Ragazzi, siamo giunti al termine di questa fantastica giornata, non finirò mai di ringraziarvi. Alle nostre spalle qualsiasi tipologia di prodotto tipico, ogni ben di Dio. Al mio fianco Chiara Gortani, presidente del consorzio Silent Alps. Monte Tersadia, cosa significa per voi e quanto ci puntate? Grazie Patrick per essere venuti qua a trovarci ad Arta Terme su Monte Tersadia. Già avete provato questa che è la nostra punta di diamante. Qua in quota poi potete degustare le nostre carni, i nostri salumi, i nostri formaggi. Appassionati di grandi salite, benvenuti in Carnia. Appuntamento alla prossima salita da incubo.